Provo a rispondere a una domanda che mi ha fatto un utente nel canale. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita mi occupo di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, nel video di oggi vorrei rispondere a una domanda che mi ha fatto un utente qui nel canale YouTube, ovvero Antonio mi chiede: ho cambiato la batteria della sirena perché non suonava più, però ora che l'ho cambiata non suona. Cosa può essere? Cosa può essere, caro Antonio? Innanzitutto dovremmo sapere se si tratta di una sirena cablata o di una sirena wireless. Una cosa fondamentale, a prescindere dal tipo di comunicazione, è sapere se prima questa sirena funzionasse, ovvero funzionava prima di cambiare la batteria o hai cambiato la batteria perché già non funzionava. Quindi se prima avevamo il dubbio, potrebbe essere che la sirena fosse guasta e tu abbia cambiato la batteria per nulla. Se stiamo parlando di una sirena cablata, potrebbe non funzionare per diversi motivi, oltre alla batteria. Facciamo un passo indietro, credo di averne già parlato in altri video, ma comunque facciamo un breve recap del funzionamento di una sirena esterna cablata. La sirena esterna cablata innanzitutto può funzionare in diversi modi e suonare con la sua batteria interna o suonare con la corrente, con l'alimentazione che gli arriva dalla centrale. Solitamente comunque una sirena autoalimentata funziona con il mancare di un positivo o di un comando. Questo vuol dire che posso provare a togliere il comando e vedere come si comporta la sirena. Se lampeggia e non suona, probabilmente ho la tromba, il cono acustico guasto. Può succedere anche questo. Se non lampeggia e non suona, probabilmente ho la scheda elettronica guasta. Verificare assolutamente che arrivi alimentazione, che arrivi il positivo, che arrivi il negativo, che arrivi il comando a togliere, verificare che si ricarichi la batteria. Sono tutte cose, ai noi, che deve controllare un tecnico. Inventarsi tecnici per non pagare un'assistenza si è rivelata spesso la scelta sbagliata. Ora non voglio dire che sia il tuo caso, però almeno per quanto mi riguarda, quando vado a fare manutenzione a un impianto dal cliente, verifico sempre tutte queste condizioni che ti ho appena elencato. Non ultimo, voglio ricordare che la manutenzione prevede anche la pulizia o l'eventuale sostituzione dei faston, dei collegamenti elettrici, la verifica del buono stato della scheda elettronica e non ultimo la verifica di funzionamento di quel dispositivo. In questo caso stiamo parlando di una sirena, ma in ogni caso un tecnico che fa manutenzione verifica che quel dispositivo funzioni. Spero di averti dato qualche indicazione utile, Antonio, ma così come a tutti coloro che atterrano sul canale chiedendosi chissà perché non mi funziona la sirena. Bene, ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ringrazio chi si è abbonato, che vedrà così alcuni contenuti in anteprima pubblicati sul canale solo per gli abbonati. Ti aspetto nei prossimi video. Ciao!